Al CFP San Luigi di San Donà di Piave, la seconda tappa del campionato nazionale UNFASM. Gli studenti si sono sfidati in una gara alle migliori acconciature. Giovanna Serena. L'Istituto CFP San Luigi di San Donà di Piave ha ospitato il campionato nazionale UNFASM 2013, una competizione che ha visto alunni provenienti da tutta Italia destreggiarsi con innovative acconciature e nuove tendenze moda. Presente alla gara il responsabile nazionale concorsi UNFASM Carlo Corradini, orgoglioso della sempre numerosa partecipazione e affiatamento da parte di diversi alunni provenienti da tutto il paese. Ci sono varie opportunità per dar sfogo alle varie linee artistiche. Se lei ha visto quei colori, non so se avete occasione di vederli, quei colori rosso col bianco, nero col bianco, allora il nero se va sul bianco diventa grigio e lì non avete visto un filo di grigio, oppure il rosso se va sul bianco diventa rosa. E loro imparano ad essere dei grandi campioni. Come occasione di aggiuntiva formazione, il seminario dimostrativo tenuto dall'ambasciatore L'Oreal Nicola Rizzo, che ha illustrato le tendenze moda e colore per la primavera ed estate 2013. A sottolineare l'importanza che tale competizione simboleggia non solo come gara, ma anche come slancio formativo e professionale, il presidente dell'UNFASM Armando Di Napoli. Abbiamo avuto il piacere di vedere parecchi giovani lavorare nelle varie gare moda trend, linee internazionali. Oggi il concorso è mirato a che cosa? È mirato allo sviluppo per il lavoro e in più da questo concorso i ragazzi possono sviluppare nuove idee e nuove immagini per i concorsi a carattere internazionale, quindi è una prima strada che oggi i ragazzi possono affrontare per poi raggiungere i grandi canali internazionali. Partecipare a questo evento che cosa significa per l'azienda stessa, ma anche come opportunità per i giovani e gli alunni stessi del CFP San Luigi? Noi pensiamo che chi ha un'esperienza alle spalle, e nel caso soprattutto dell'Adriana sono più di 50 anni di attività, abbia anche una responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi e abbia proprio anche il desiderio di comunicare un'esperienza di bellezza, proprio nel senso anche di rapporto, di relazione e di professionalità. Un evento importante che in un momento non facile per i giovani sprona la loro creatività e la loro fiducia per il futuro. Credo che per le aziende che assumeranno questi ragazzi con vari tipi di contratto, che può essere l'apprendistato, i tirocini formativi, cose di questo genere, possono essere di grande aiuto, di sostegno e anche un momento di identificare quale livello di professionalità oggi necessita, perché i nostri giovani devono mettersi in gioco soprattutto con grande professionalità, perché il pressapochismo ormai è terminato. Oggi il mondo dell'artigianato è accompagnato da grande lavoro ma anche di grande cultura e posso dire che al CFP San Luigi questo veramente è il nostro punto di forza.